Buongiorno a tutti ragazzi, come sapete ultimamente ho parlato di questa Greta Thunberg. In effetti molti di noi, anzi io specialmente, ho pensato che è manovrata dai poteri forti, quindi dall'elite, quindi giustamente da chi comanda. In effetti però stavolta si sono un po' sbilanciati un po' troppo ragazzi. In effetti la chiesa svedese, addirittura ragazzi, niente di meno, io guardate davvero non so più a che credere, è più una cosa davvero allucinante, la chiesa svedese ha detto, anzi ha twittato, quindi potete andare tutti a vedere sul Twitter, Gesù di Nazareth ha nominato uno dei suoi successori, la nostra Greta Thunberg. Ma scherziamo ragazzi. Allora adesso ho fatto un piccolo esame di coscienza mia, ma non un esame in effetti che ho fatto qualcosa di male io. In effetti il falso profeta arriverà ingannando tutti, quindi cercando di portare cose buone e quindi diciamo di portare la massa di persone verso di lui. E in effetti questa Greta ci sta riuscendo, sta portando milioni di ragazzi a seguirla con questo suo cambiamento climatico, che stiamo distruggendo il pianeta. In effetti questa sta portando veramente persone, non è perché voglio criticare, però ci sta andando un sacco di persone, milioni di persone vanno nei suoi cortei in effetti, quindi a contestare questo suo, diciamo, questo suo movimento, diciamo, contro l'uomo, contro i poteri forti, come dice lei, che noi stiamo distruggendo il nostro pianeta. Però a dire che la Chiesa svedese dice che Gesù l'ha nominata suo successore, ragazzi, e qui ce ne passa proprio parecchio. Quindi dire che Gesù di Nazareth ha nominato un Greta Thunberg suo successore, ragazzi, e allora qua davvero dobbiamo chiudere davvero le chiese, davvero qua si sta prendendo proprio in giro proprio il cristianesimo delle persone, non la chiesa, perché la chiesa è corrotta, quindi non me ne importa più di tanto della chiesa, però non parlate in nome di Gesù, quindi io credo che, a parte che sia manovrata dai poteri forti, quindi dai famosi illuminati, quindi i famosi, diciamo, potenti che vogliono prendere possesso, quindi insieme all'anticristo diciamo, di tutte le anime nostre, e quindi, come diceva una cosa biblica, ci sarà un falso profeta che porterà masse di persone e tutti quanti la seguiranno. Quindi in effetti non è che lei sta facendo miracoli, però sta muovendo davvero masse di popolazione in tutto il mondo, dove va questa arrivano milioni di persone diciamo, a contestare, comunque dove va ragazzi, questa fa fiumi di persone, quindi tutti quanti con lei a contestare questo cambiamento climatico e queste cose qua. Diciamo che tante sono state le affermazioni, diciamo, dagli italiani, ma da tutto il mondo, che questa è una ragazza ignorante, indottrinata, usata dai suoi genitori, ma avete perso la testa. Comunque sui tweet potete trovare di tutto, proprio l'hanno proprio offesa, diciamo, ma di brutto. Questo è uno dei Twitter più così così. Però proprio la chiesa svedese, Limakn Kirak, ha scritto Kungoreles Jesus Fran Nazaret Tarnu Utaset Hen Hab Zina e Fatradare Namiglen Greta Thunberg. Questo qui è svedese, ragazzi. Sta scritto che Gesù di Nazareth ha nominato come suo successore Greta Thunberg. Ve l'ho letto in svedese. Quindi potete andare sul Twitter di lì, ve la dico, LIMHAMNS spazio KIRKA. Scrivete su Twitter così e troverete questo Twitter. È pazzesco,
Quindi andate su Twitter e scrivete quello che vi ho fatto io monosillabe, in effetti. Fate la traduzione, vabbè, ma non ci sta bisogno perché anche se ci vedete lo capirete che sta scritto che Gesù di Nazareth ha nominato suo successore la Greta Thunberg. Quindi è una cosa quasi, ragazzi, proprio pazzesca. Io mi sbatto la testa contro il muro a volte, secondo me qua stiamo proprio toccando proprio i limiti, cioè dire che lei l'ha mandata Gesù, mi non so più la Chiesa dove arriverà. E mi meraviglio soprattutto del Papa che non ha fatto un monito a questo Twitter di ieri. Cioè, voi cristiani, voi cattolici, volete scrivere voi? Ma che state dicendo? Ciao Elena. Cioè la Chiesa vuole intervenire, Papa Francesco e dire voi, ma che stai dicendo? Ma come vi permettete? Togliete subito questa cosa da mezzo. Qual è il successore di Gesù Cristo? Cioè la Chiesa non ha detto una parola, ragazzi, a parte diciamo tutte queste stronzate che ha fatto la Chiesa svedese, e vabbè. Però, da canto mio, io se ero Papa Francesco, io immediatamente chiamavo tutta la Chiesa svedese e dicevo vi do 3 secondi per togliere questo Twitter diciamo da sopra lì, ma vi do giusto 3 secondi, se no vi scomunico a tutti. Cioè perlomeno io mi aspettavo una reazione così. Cioè dire che questa persona è stata mandata da Gesù Cristo, mo, e adesso questa è... No ragazzi, allora se poi io devo fare un'analisi approfondita della storia, devo pensare che questa... Io avevo sempre accusato Papa Francesco come falso profeta, ma mi sa che pure questo, anzi pure questa, sia un altro falso profeta in effetti, anche perché Papa Francesco non ha fatto nulla per fare un ammonimento alla Chiesa svedese, per dire ma che state scrivendo, ne? Cioè io da buon cattolico, no? Se fa, perlomeno se io sto al potere della Chiesa, sono il Papa e vengo a sapere che la Chiesa svedese o la Chiesa americana o la Chiesa, ma qualsiasi Chiesa, mi scrive Giuseppe Melchiorre, il successore di Gesù Cristo. Io ci metto 3 secondi, chiamate la Chiesa svedese, ma adesso devono venire qua. Prepara l'aereo e parto per lì. Oppure chiamali e falli venire tutti quanti qua. Cioè, ma oppure per telefono a dire, voi 3 secondi qualcosa deve scomparire da là. Ma state fuori di testa. Cioè, ragazzi, ma qua davvero stiamo superando proprio i limiti. Cioè, io capisco che la Chiesa è ingannata, io capisco che la Chiesa comunque ha fatto dei casini che non si mettono in dubbio, però certe cose vanno rispettate. Quindi dire che Greta Thunberg l'ha messo Gesù è il suo successore e ce ne passa, ragazzi. Vorrei, posso ammettere Papa Francesco, posso ammettere un Papa, potrei ammettere... Ma sì, Elena, guarda, adesso stanno esagerando, adesso addirittura stanno dicendo che l'ha mandata Gesù, dai, ah, ma che scherziamo. Io stamattina, io camminando su internet, vado a leggere la chiesa svedese, ha twittato Gesù di Nazareth, ha nominato suo successore Greta Thunberg. Ho detto, ma questi stanno da fuori. Cioè, ma ci rendiamo conto, no? E la cosa che più mi fa rabbia è che la Chiesa nostra non abbia fatto nulla, il Vaticano. Cioè, ma voglio dire io, ma volete fare qualche cosa? Cioè, ma volete chiamare la Chiesa svedese o no? Cioè, ma dire, ma vi rendete conto di quello che scrivete? Allora da qui poi è partita l'informazione complottistica che giustamente poi quelli che giustamente... No, 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 l'ha detto proprio bene, grazie, non l'ha detto in modo ironico, no, no. E infatti stanno volando un sacco di, proprio di parolacce su Twitter, delle persone che offendono la Chiesa svedese, proprio sta succedendo un casino. E in effetti anche lei nel 2018, in un Twitter che poi è scomparso, lei aveva detto che Gesù era la sua ispirazione, quindi pensa un poco, quindi qua qualcosa sotto sotto in fondo ci sta in effetti. Già prima che succedeva questo casino che diventava così popolare, lei già aveva questa cosa in testa in effetti. Quindi adesso mi sto preoccupando se questo non sia davvero il famoso anticristo.
quindi in effetti masse seguiranno il falso profeta, quindi l'anticristo in effetti. Diciamo che l'anticristo già dovrebbe camminare sulla terra in effetti, quindi può darsi che sia proprio lei, sia una donna, non sia neanche un uomo. Quindi in effetti non dicono mai che se l'anticristo sia donna oppure se è uomo. Quindi però la meretrice di Babilonia quindi ci fa pensare che può essere tranquillamente lei, anche se la meretrice di Babilonia in realtà sarebbe la Chiesa, però a sto punto qua mi fa un doppio senso, non lo so, quindi la meretrice di Babilonia potrebbe anche stare a significare tutte e due le cose, quindi sia che può essere che l'anticristo sia una donna, che vuol significare che la Chiesa è la meretrice di Babilonia, sì. Sì, tu hai visto quel video, quello con Trump lì. Quando passa Trump che non la vede, proprio si vede una faccia proprio... Ma brutta, eh? Sai, quelle cose tipo demoniache, quelle cose tipo film da paura, così mi ha dato l'impressione a me. Poi adesso analizzando meglio la situazione, allora mi viene un argomento più profondo in effetti. Quindi forse il falso profeta oppure l'anticristo sia proprio lei. In effetti già molte, diciamo, testimonianze dicevano che già era nato l'anticristo. Sì, sì, moltissimo, come se la ragazza quella con i capelli lunghi e neri, sì. Quindi secondo me può essere tranquillamente quella che sconvolge, anche perché sai che cos'è Elena, Maria Grazia? E che il problema è che lei sta facendo milioni di persone dove va va. Quindi in effetti lei sta facendo muovere le masse in suo nome. Quindi, ma guarda, io sinceramente mi preoccuperei un pochino, sai perché? Sta muovendo troppe persone, milioni di ragazzini vanno a fare corteo, milioni di persone la stanno seguendo. È vera che è manovrata dai poteri forti, però può essere anche che sia l'anticristo che sta camminando sulla terra e che sia alimentato dai poteri forti, che quindi sarebbero d'accordo con lui. Quindi a parte il potere economico, il potere militare, il potere diciamo di tutti, quindi questa ragazzina, vedete, è uscita all'improvviso senza un motivo, senza un perché. Ha fatto una protesta inizialmente davanti a una scuola, è successo questo casino, cioè milioni di persone seguono questa ragazzina ovunque ella vada, quindi in effetti sta portando masse, quindi come disse Gesù, parlerà talmente bene che convincerà anche più increduli, quindi in effetti anche Gesù ci mette in guardia dal falso profeta. Egli prometterà, farà cose giuste in nome mio, però non sarò io. Quindi in effetti anche Gesù parla di tanti profeti, perché qua non parla di un falso profeta. Gesù dice ci saranno tanti falsi profeti, quindi non è che nella Bibbia viene descritto un falso profeta. L'anticristo è uno solo, ma i falsi profeti sono tanti, quindi falso profeta può essere sia Papa Francesco che pure questa ragazzina. Quindi in effetti non è che ci sta un limite, in effetti saranno tanti falsi profeti, quindi non indica un solo profeta. Allora tu dici vabbè, ma chi è Papa Francesco? E lei è quello e quell'altro, quindi ce ne sono più di 2, 3, 4, 5, non lo so poi questo chi è. In effetti però adesso, vedendo che questa ragazzina sta muovendo masse davvero enormi, mi viene da pensarci. Io non è che, diciamo, voglio crederci, però il falso profeta, come ben sapete, ragazzi, è diciamo, è precursore dell'anticristo. Diciamo, quindi in effetti avevano dato tutti come falso profeta Bergoglio in effetti, quindi la fine dei tempi, massoneria e tante altre, quindi però secondo me anche questa ragazzina c'entra un pochino.
Quindi diciamo che sta succedendo un po' troppo. Sì, lo so, grazie, sì, però guarda che tutte queste masse che si muovono, in effetti poi, se poi tu vai a analizzare bene dove sono stati questi ragazzi a fare queste proteste, loro parlano dell'ambiente pulito, di questo, di quello, poi fanno le foto ai giornalisti e ci sta un casino di immondizia per terra. Loro, come si dice, praticano bene e razzolano male, quindi parlano prima di che la plastica fa male, che la plastica non si deve usare, poi dove passano loro i spazi, quei poveri spazzini nei turbini, dopo devono pulire milioni di roba buttata per terra da queste masse che seguono questa Greta Thunberg, quindi in effetti se fossero tutti belli puliti puliti come dicono loro, ovunque loro passassero dovrebbe restare bello pulito, sistemato. Invece io ho visto un video dove i ragazzi fumano, bevono, buttano la lattina di alluminio per terra, cioè in questi congressi che lei fa, queste manifestazioni, in effetti il 90% di quelli che andava per perdere tempo, in effetti, quindi tutti quanti là, chi butta la plastica a terra, chi butta qua. Io ho visto una foto dopo il passaggio che Greta Thunberg aveva fatto e avevano scritto guardate al passaggio di Greta Thunberg, questa sarebbe quella che vuole salvare il mondo da, diciamo, dall'uomo, e ci stava proprio una montagna di rifiuti davanti ai cassonetti che era spaventosa, quindi se fossero stati tutti ragazzi per bene avrebbero messo i loro rifiuti nell'apposito sacchetto, invece no, tutti a terra stavano. Sì, Eren, io ho visto le foto, no? Dicono questi predicano bene e razzano male. Tu sei a una conferenza, no? State in piazza, poi lasciate la piazza e la fate diventare un porcile. Questi sarebbero quelli che vogliono contro l'inquinamento della plastica, dell'alluminio. E dai, Elena, ma che scherziamo? Allora certe volte io dico, o sto bene io, o questi stanno gravi loro. Io questo devo pensare, ma più la seconda, eh. Cioè, è come se io dico non bisogna mangiare la carne perché è cancerogena, poi faccio il video e vi faccio vedere che io sto seduto a mangiare una bella fetta di carne. Sarebbe la stessa cosa. Cioè, ridicolo, no? Questi parlano tanto di inquinamento, di così, così. Poi dove passano loro ci sta un casino di immondizia a terra, che è una cosa allucinante, che dicono guardate qua, questi sarebbero gli ambientalisti, quelli che vogliono salvare il mondo da che? È un controsenso al finale. Vabbè ragazzi, comunque cercheremo di aggiornare un po' la situazione, anche perché quasi tutti i siti stanno parlando di questa Greta Thunberg, come si dice, come falso profeta, quindi addirittura la Chiesa svedese l'ha proclamata che successore di Gesù. Questo è grosso. Se la dico a qualcuno e non mi crede, non sono convinto, eh. Se lo dico a mio mamma, a mio papà, dice, beh, ma tu non stai bene con la testa. Quindi secondo me mi diranno così, quindi è meglio che non gli dico niente. Perché sarà così, mia mamma dice, beh, ma che ti stai facendo? Dico, no, ma quello l'hanno detto. Perché in effetti, come dicono, diciamo, le profezie, ci sarà la bestia e il falso profeta. Quindi in effetti mo dobbiamo capire la bestia chi è e il falso profeta chi è. Quindi diciamo stiamo sempre nel problema. Quindi nel libro della rivelazione si dice che ci sarà una bestia e il falso profeta. Quindi diciamo che è un casino qua. Perché qua secondo me i falsi profeti saranno tanti. E anche guardate qui questa combinazione, mo sto camminando su internet, no? In effetti si dice che la bestia salirà dal mare. Greta Thunberg ha viaggiato molto sulla barca a vela, quindi nel mare. Quindi diciamo che ha fatto la sua contestazione facendo un viaggio
su una barca a vela, diciamo, nell'oceano. Quindi già questa parola, la bestia che viene dal mare, in effetti potrebbe anche associarsi a questa Greta Thunberg, che in effetti ha fatto questo giro, diciamo, sulla barca a vela nel mare, nell'oceano, e diciamo potrebbe anche essere, qua è sempre un'ipotesi, diciamo, questa bestia, dicono, porterà milioni di persone a sé. Tutti quanti convinti la seguiranno, anche gli eletti saranno ingannati. Quindi diciamo sono parole in effetti che possono significare tanto, ma non sappiamo se è lei oppure no. Quindi qui quando si dice la bestia è venuta dal mare non significa proprio quello che vuol dire, cioè non è che sale dal mare proprio, in effetti è una metafora, quindi non è che sale una bestia dal mare, quindi la Bibbia è sempre una metafora, quindi non è come pensiamo noi. Però ragazzi, diciamo che è un casino, però dire che questo è il successore di Gesù è come bestemmiare, uguale ragazzi. Quindi la cosa che più mi fa rabbia è che la Chiesa, il Vaticano, il Papa Francesco, cioè il Vaticano non ha fatto una mossa a dire uè, ma non state bene con la testa. Cioè, ma vi rendete conto che avete scritto su questo coso? Togliete immediatamente questa cosa. E invece no, nulla. La Chiesa Vaticana, come sempre, tace. Quindi come dicono qua a sud, ma penso che pure al nord, chi tace acconsente, no? Ma questo non penso che è una cosa del sud Italia, penso che pure del nord Italia o del centro Italia. In effetti che chi tace acconsente. Quindi devo pensare che se il Vaticano sta zitto è consapevole, quindi chi tace acconsente. Vabbè ragazzi, poi ne parleremo più in là, vediamo questa Greta che combina ancora. Anche se sinceramente mi ispira poca fiducia, quindi già l'avevo attaccata io 2 o 3 volte così, adesso che ho saputo pure questa cosa, alla fine proprio. Quindi vediamo di scoprire più cose su questa Greta Thunberg, così faccio proprio uno speciale Greta. Vabbè ragazzi, buon appetito a tutti e vi auguro buona domenica e ci sentiamo più tardi. Ciao Elena, ciao, grazie, ciao a tutti.